associo appunto alle parole della dottoressa Piovesana, perché noi come amministrazione, come Agenzia delle Dogane, siamo veramente molto soddisfatti del lavoro che è stato fatto finora. Il primo protocollo è datato del 2008 e in tutti questi anni si è sviluppata una collaborazione molto intensa, fatta di momenti di incontro, momenti di confronto, perché come amministrazione ci si è resi conto nel corso degli anni e ancor più in questo periodo che soltanto attraverso un confronto molto corretto e molto onesto nei confronti del mondo appunto imprenditoriale, che qui a Treviso è veramente molto attivo, perché ricordiamo che in questa provincia sia il volume delle esportazioni che il volume delle importazioni pongono questo territorio tra i primissimi in Italia. E devo dire che questa giornata odierna non fa nient'altro che rafforzare un rapporto di collaborazione esistente già da parecchi anni, e il fatto di averlo chiamato appunto contratto sociale rende, come diceva il Presidente poc'anzi, ancora meglio l'idea di questa stretta cooperazione, tant'è che la visione della nostra amministrazione nel corso degli anni è andata cambiando, direi si è andata evolvendo, ci si è spostati sempre più dalle singole operazioni a avere un rapporto privilegiato con l'operatore, tant'è che è nato a livello comunitario la figura del cosiddetto EO, operatore economico autorizzato, e direi che questo rapporto di collaborazione instaurato con voi e anche con appunto l'università attraverso il master da lei citato è ancora più importante, perché dal 1° maggio del 2016 entrerà in vigore il nuovo codice doganale dell'Unione, che ancora di più accentua la figura dell'operatore che ha ricevuto da parte dell'amministrazione doganale una sorta di patente di affidabilità, questa proprio della certificazione, per cui attraverso questa certificazione l'operatore può beneficiare di una serie di semplificazioni, che poi appunto l'obiettivo è quello di semplificare e di snellire quindi i traffici, per dedicare chiaramente le risorse, visto che in questo momento sono anche il direttore dell'antifrode dell'agenzia, per dedicare le nostre risorse nell'effettuazione di quei controlli che devono essere quindi sempre più mirati. Quindi questo per dire che la nostra funzione nel corso degli anni è mutata, si è evoluta, e direi che il nostro sforzo è quello anche in ambito comunitario di far sì che le normative comunitarie siano applicate in modo uniforme da tutte le amministrazioni doganali, perché a parità di normativa ci possono essere sensibilità diverse. Abbiamo parlato di contraffazione, di sicurezza dei prodotti, non tutti i paesi hanno la medesima sensibilità e quindi si rischia poi di far fuggire dei traffici verso paesi che sono meno sensibili, con il risultato che poi questo tipo di prodotti arrivano comunque nel nostro mercato.